che era importante era vincere, e questo il Cagliari ha saputo ottenere al termine di una prova che ha mostrato anche molte ombre ancora una volta, ma che non è stata certo la partita sbagliata di quelle che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Intanto si è partiti con un po' di ragionevolezza, e cioè cercare di coprire la squadra, e con molta aggressività, quella che ti ha permesso di ottenere il gol dopo appena pochi minuti, quel gol che ti ha messo in discesa la partita e che ti ha permesso anche di poter giocare molto più serenamente. La scelta di Mazzarri è stata quella di non scombinare la squadra, di far giocare immediatamente gli uruguaiani, di dare quelle certezze che non ha potuto certo costruire, ma che fanno parte di quello che la squadra ha costruito precedentemente. Quindi un Cagliari solito, se volete, con il tentativo di avere una mentalità diversa. E sul piano della mentalità la vittoria è importante, perché ti serve a allontanare qualsiasi tipo di tristezza, ad allontanare le paure, a capire che comunque tu hai il potenziale per cercare, malgrado tutti gli errori fatti, di venire fuori da questo brutto momento. In attacco abbiamo soprattutto grandissime risorse, abbiamo un imperatore del gol, quello João Pedro, che era arrivato giovanissimo con la barba, aveva appena 23 anni e sembrava già uno vecchio, che ha vissuto diversi momenti della squadra, ha vissuto la retrocessione, ha vissuto il ritorno, forse è l'uomo più esperto di questo Cagliari anche dal punto di vista emotivo, ed è per questo che sta diventando ormai uno delle stelle della storia del Cagliari. È al secondo posto dopo Gigi Riva per numero di gol realizzati in Serie A, e al quinto posto per gol assoluti. Soprattutto sta segnando tenendo la barca ancora a galla, perché senza i suoi gol in questi ultimi anni ne avremmo visto delle belle. Purtroppo saremmo cresciuti veramente molto poco e saremmo andati ad sprofondare tristemente in molte disavventure. Ecco, capendo questa risorsa che abbiamo, dobbiamo cercare però di costruire intorno quella che può essere una squadra che ancora non c'è. È una squadra che si è unita per tentare di salvare il risultato, per tentare di unirlo, ha remato tutta nella stessa direzione, ma sono venuti fuori anche i fantasmi, soprattutto dopo il gol firmato da Sampdoria. Sono venuti fuori i limiti a centrocampo, dove molte volte siamo stati troppo lenti, non abbiamo visto il pallone, lo abbiamo saltato sistematicamente, non siamo riusciti ad avere il pallino del gioco neanche in una partita interna. Ci ha facilitato il fatto che questa è una gara che noi stavamo vincendo, e quindi quel tipo di atteggiamento, se volete difensivo e legato alla ripartenza, era un atteggiamento tattico che comunque sia, era un atteggiamento adatto alla situazione che si è creata. Guai cullarsi sugli allori, godiamo di questi che sono i 3 punti che ci allontanano dalla coda, che ci permettono di agganciare la Sampdoria, di lasciare dietro la Salernitana, insomma di non essere nell'ultimo gradino della classifica, dove è sempre molto triste essere. Bisogna capire che ci sono tantissime partite e c'è una squadra da costruire. Non sarà facile, perché gli handicap rimarranno, ma Mazzarri ha avuto la possibilità con questi 3 punti di recuperare un bonus che gli permette di avere il tempo che lui chiedeva per poter guardare avanti e poter piano piano mettere la sua impronta in questa squadra.